Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti per i Uniti, chi vi parla il vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, il bunker, il Fort Alamo di Radio Libertà. Dall'altra parte del Canone Legnoso la nostra Sveva in regia, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Ore 15.05 di venerdì 14 marzo 2025, a Milano il cielo piange, poi smette, poi ripiange di nuovo. E a proposito di cielo che piange, non possiamo non ricordare esprimere la nostra solidarietà agli emiliani e ai toscani che sono un po' sotto assedio del maltempo. Addirittura a Bologna c'è l'allerta rossa e sappiamo che in Emilia Romagna appena piove un po' succede il disastro. Purtroppo c'è una politica politicante in Emilia che parla e fa sempre poco o niente. Sarebbe ora che qualcosa per gli emiliani, almeno a livello di dissesto idrogeologico, venga fatto. E poi, a proposito di gente che è in balia delle calamità, non possiamo non ricordare gli abitanti di Bacoli, Pozzuoli e Napoli Bagnoli, che insomma stanno ballando con tutta una serie di scosse sismiche abbastanza forti. Anche là veniamo ascoltati, e quindi un bacione, un saluto, e speriamo che si fermi questo bradisismo, la salita del suolo che fa temere insomma cose molto più grandi. Ma anche questa possiamo dire che è la magia del posto. Perché cresciuto, si è sollevato di 4 metri. Ma che sta di 4 metri, 4 centimetri, Mimmo? No, nel corso di 40 anni, praticamente il suolo parlava di qua. Io ho sentito ieri a TGA Radio 24, mi pare, sta roba qua, o forse sulla prima rete. Vabbè, 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse dire la sua in diretta senza filtri né censure. Ripeto invece il numero di WhatsApp per i più timidosi: 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Ricordiamo che il venerdì è la trasmissione che noi consacriamo alla sicurezza e che insomma ne parleremo con il nostro Antonio Fellone quando ci vorrà raggiungere, se ha voglia di raggiungere, se no altrimenti insomma faremo altro. Sì, vabbè, Mimmo sta facendo vedere delle cose come al solito. Sì, no, guardate, è dura, ragazzi, dura. Io la odio questa trasmissione del venerdì, ma mi costringono a farla. Volevo salutare anche un carissimo amico che ci ascolta sempre, mi dice però io ti ascolto sempre, Alessio, grazie per l'ascolto. Ma Alessio, come Mimmo, come tantissimi che ci ascoltate da tutte le parti d'Italia, e se volete chiamare per dire la vostra, chiamate, vi farò parlare in totale anonimato, perché meglio ancora 340 670 9659, facile. Nel frattempo, a proposito di cose interessanti e cose da dire, insomma, abbiamo avuto il sottosegretario Del Mastro che ha subito una condanna dalla parte del Tribunale di Roma per violazione del segreto d'ufficio. Insomma, sembra che il suo coinquilino Donzelli abbia carpito delle informazioni riguardo una visita di alcuni parlamentari del Partito Democratico mentre era al 41 bis, dove lui, insomma, il mitico anarchico come si chiamava? L'ho detto ora, e vedi quando uno è Cospito. Ma che Cospito vai dicendo? Bravo. Cospito chiedeva la liberazione e la fine di tutti i 41 bis. Pensate un po', vi ricordate le sparate di questo simpatico Guascone? E il problema vero è che da quando il sottosegretario ha subito la condanna in primo grado, come un sacco di persone che portano la divisa, perché ormai in Italia è diventata la normalità, se porti la divisa venire condannato. Vediamo il caso Rami, dove addirittura c'è una perizia che dice che i carabinieri che erano là hanno fatto il loro lavoro come si deve, la perizia della pubblica accusa, della procura, che solitamente qua a Milano non è mai tenera, Attenzione, come alla perizia dei anche la relazione della polizia locale di Milano dice la stessa cosa, ci sono sempre più prove che dicono la stessa cosa, eppure questi militari dei carabinieri vengono sempre tenuti là sotto inchiesta con tanto di avvocati e altro. Invece il sottosegretario Del Mastro a quanto pare si è sconvolto dalla condanna ed è sparito dai radar. Addirittura qualcuno dice che sia all'estero a vedere gli immobili
penitenziaria altrui, e noi invece vorremmo una forte e maggiore attenzione da parte del sottosegretario Del Mastro, visto che è l'uomo che ha la delega per la polizia penitenziaria e per il Dipartimento dell'amministrazione però per amor penitenziaria. di verità ti devo correggere. Io c'ho qua sotto gli occhi i post che Andrea Del Mastro pubblica più volte al giorno, e c'ho venerdì 14 marzo ore 14 visita alla casa circondariale Cantiello e Gaeta ad Alessandria, ore 15:30 visita la casa di reclusione San Michele. Non è vero. Ci fa piacere che sia rientrato. Invece allora, il giorno prima, anzi no, 6 ore fa, no, 22 ore fa, c'era un piano per rivoluzionare periferie d'Italia, modello Caivano, cioè Del Mastro è sempre presente, soprattutto sui social è sempre presente. Poi di fatto che cosa fa? Perché poi di fatto noi abbiamo appunto, di fatto abbiamo sempre lamentele anche ben documentate da parte di altre organizzazioni sindacali, nonché da quella che appunto in pratica con cui condividiamo questa trasmissione, di cui diedi lettura tempo fa sulla situazione del carcere di Monza. Appunto, che fa Del Mastro? Potrebbe andare a fare anche una visita al carcere di Monza, sì, a potrebbe Monza, andare a fare una Pavia, visita a che è più vicino al Pavia, Piemonte. Pavia potrebbe pure è un andare a fare una disastro. visita anche a Bari, giusto? Sì, Oggi volevamo alla parlare anche minorile, di sì, Bari, di al quello che è minorile. accaduto. Cioè, quelli sono i posti in cui appunto un sottosegretario partecipe di quelle che sono le problematiche della gente che lui rappresenta. E ricordiamoci che Andrea Del Mastro ha la delega alla polizia penitenziaria, mentre l'altro sottosegretario Andrea Ostellari ce l'ha il trattamento e si dà giustamente da fare per quello che gli compete. Ecco, Del Mastro, fatti una visita anche in questi posti dove succedono di volta in volta delle situazioni molto particolari. Si vedeva al telegiornale qualche sera, 2 sere fa, tutto il carcere appunto minorile di Bari, circondato da tutti i vari tipi di tipologie di forze dell'ordine, perché c'erano i ragazzini lì detenuti, mi sembra che Sì, ma ora leggiamo fosse quello che è accaduto, perché noi abbiamo questa brutta usanza di fare la rassegna stampa su quello che accade in un sistema che è lautamente pagato dai contribuenti italiani, perché ricordiamo che i soldi pubblici sono di qualcuno, non è che cadono dal cielo come credono in alcune parti ideologiche del paese o in alcune case di alcune ZTL dove vivono questi signori, no? Che si appropriano dei fondi pubblici per fare altro, no? Vediamo il nostro caro amico Soros che con i soldi della USAID li spendeva per gli affaracci suoi. Beh, questa è un'usanza che molte persone dell'establishment, della dirigenza, pigliano i soldi pubblici perché sono loro i soldi pubblici, e quando le loro aziende vanno male o devono sistemare qualcuno, prendono questi soldini qua che vengono elargiti dalla politica e li spendono. A noi questa cosa qua ci fa rodere il sedere, perché dovete sapere che io e Mimmo siamo volontari. Sì. Siamo con giornalisti che qua in questa radio sudano 4 camicie, se non addirittura 8 per portarsi la pagnotta a casa, e vedere i soldi dei cittadini sputtanati ci fa male, tanto più se sono soldi pubblici che dovrebbero garantire la sicurezza delle persone che siano fuori o dentro il sistema penitenziario, che abbiano una divisa o meno, però lavorano in carcere. Sia ben chiaro questo. E leggiamo quello che è accaduto a Bari e come vengono spesi i soldi dei contribuenti senza che appunto qualcuno nelle istituzioni abbia nulla da dire. Questa è la cosa che fa male. È per questo che tiriamo dalla giacchetta il sottosegretario Del Mastro, che aveva promesso molto e purtroppo ha realizzato molto poco, e non vorremmo insomma che si fermi. Per carità, è giusto visitare i luoghi di pena del paese, ma anche giusto fare, ed è stato fatto poco in 2 anni e mezzo di governo, e siccome il tempo passa, prima o poi piano piano i risultati si devono pur vedere. Però prima di cominciare la lettura diamo la voce ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Tony Serra da Napoli, salute a tutti. Grazie, benvenuto. Prego, dici pure cosa... Sì, io in effetti, avendo avuto il piacere di seguire, è un minuto in realtà che ho avuto questo contatto, che nel televisore c'ho YouTube, e con piacere leggevo Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, e mi è venuto in mente una legge, dato che io stavo morendo di parto e mia madre, quindi io tutta la mia vita, ogni giorno,
ho dedicato sempre del tempo alla lettura della Sacra Scrittura. E c'è una legge che riguarda l'ambito della sicurezza, la legge divina, proprio presente nella Bibbia cattolica, dice così, dice nostro Signore: sappi che se sorprendi lo scassinatore a forzarti la finestra di casa e durante la zuffa, non volendo, tu lo ammazzi, sappi che la colpa non ricade su di te, bensì sullo scassinatore. Mi è sembrato opportuno far presente la legge del Signore, perché dalla cronaca, dai giornali, io apprendo spesso che la legge degli uomini è differente. Guarda caso il vigilante che ha sparato è stato preso e carcerato per omicidio Roma, no? Che ha salvato una vecchietta da una rapina molto violenta. La legge dello Stato a volte è molto differente. Perdona l'interruzione, prosegui pure. No, a me piace che ci sia questa sorta, diciamo, di tandem. No, ma in realtà, veda, se lei fa caso, nel 1917 a Fatima, in Portogallo, l'Immacolata, mandata in missione dalla Suprema Autorità, dalla Santissima Trinità, affiancata da un angelo, non era sola, la sempre integra in quella circostanza. E la Madonna spiegò che fino a che noi persone, all'epoca i nostri antenati, chiaramente, io sono del 64, e la Madonna disse: guardate che fino a che voi persone di tutto il mondo continuerete a sostenere, a votare, ad avere un atteggiamento mentale appiattito su libertà e fraternità, fino a che legifererete contro i 10 comandamenti di mio figlio non solo farà in modo da farvi assaporare, tra virgolette, anche la seconda guerra mondiale, perché come lei mi insegna, di lì a poco il Signore avrebbe obbligato al diavolo a concludere la prima guerra mondiale. 1917 Fatima, l'anno dopo poi la prima guerra mondiale viene chiusa, ma la Madonna avvisò, dice: se voi non cambierete registro, mio figlio vi farà gustare anche la seconda e pure la terza. Noi speriamo che Gesù Cristo scenda subito sulla terra, perché secondo me la misura è colma. Scusami se mi permetto di dire una cosa del genere, ma lo invochiamo davvero, la misura è colma dappertutto. Ci chiamate per ogni cosa, dal lavoro alla sicurezza, alla vita normale, ai ragazzini, alle baby gang, cioè, alla scuola, alla sanità. Uno ovunque si volti vede l'azione del maligno, o quantomeno un mondo in putrefazione, una società in putrefazione, uno stato in putrefazione, purtroppo. Grazie carissimo, dobbiamo passare la chiamata all'altro ascoltatore, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera, mi sentite? Forte e chiaro. Sì, Pasquale da Brescia, grazie. Prego Pasquale, prego, a te la parola. Allora, ecco, vabbè, intanto rispondendo al signore di prima, anche voi non preoccupatevi che tra poco arriverà non la seconda venuta del Signore, ma i 10 segreti di Medjugorje saranno comunicati 3 giorni prima a tutto il mondo, e quindi la gente si ricorderà di chi è Dio, perché ormai il mondo è in mano a Satana e non c'è niente da fare. L'ateismo sta portando a questo, e le guerre, le catastrofi vengono perché Satana praticamente acquisisce energia negativa. E più l'energia è negativa, come anche lo tsunami in Giappone, se andate a vedere una profezia, Satana acquisendo questo praticamente poi fa scoppiare questa energia su alcune determinate zone. Quindi la gente deve rendersi conto che Dio esiste, ma anche Satana, e quindi di stare attenti. Poi comunque volevo dire solo una cosa riguardo alle carceri. Io avevo già detto a Borghi tempo fa in una trasmissione, ma perché, visto che c'è il sovraffollamento, scusate, il 40% dei carcerati è straniero. Perché 60%. No, l'ascoltatore ha ragione, il 40% a livello nazionale, nel nord Italia, cioè sopra la linea gotica, tanto per evocare guerre passate, quindi da Firenze in su, la percentuale arriva al 70-80%, quindi l'ascoltatore è stato precisissimo. Ecco, perché non li portate a casa? Borghi mi ha risposto: ma costa troppo. Perché, scusi, a tenerli non costano 200-300 euro al giorno? Cioè, ma che senso ha fare altri carceri su gente che vive di vitto e alloggio gratis, straniera, ma rimandateli ai loro paesi? Ma scusate, ma che senso ha? Ma ci vuole un'intelligenza proprio. Ti rispondo io in diretta. Abbiamo un'Europa aguzzina che se la prende con i deboli e far fare ai forti quello che vuole.
come sta dimostrando Trump negli Stati Uniti o anche altre nazioni che hanno combattuto l'immigrazione clandestina, mandarli a casa è possibile. Ma abbiamo un'Europa che, oltre a servire le banche e fare battaglie commerciali idiote contro gli Stati Uniti e non contro la Cina, un'Europa che ha fatto perdere posti di lavoro, fallire banchi, gettare nella disperazione milioni di persone che si stanno impoverendo in tutta Europa. Non parliamo solo d'Italia, guardate quello che accade in Francia, in Germania, in Spagna. Ovunque vi voltiate vedete disastri a livello economici e sociali. Questa è l'Europa, cari fratelli, degli 800 miliardi di riarmo, quelli sì che servono, non fa. E quindi siamo qua. Se si volesse portare a casa, basterebbe che l'Europa, che l'Unione Europea, che purtroppo è la responsabile per questo, alzasse la voce e dicesse: o ve li ripigliate o noi vi chiudiamo la frontiera, non facciamo più commerciare, come ha fatto un certo Donald Trump. Strano che dall'altra parte dell'Atlantico si riesca a fare, e qua da noi no, evidentemente la volontà, cari amici all'ascolto, non c'è. Comunque a grande richiesta vi prometto una trasmissione sulle profezie, perché anch'io ho letto qualcosa, io ce l'avevo da tanto nel pentolone, anche Mimmo ha detto aspetta, i tempi non sono ancora arrivati, però sentiamo ribollire la nostra base, noi siamo il massimo del populismo e del popolarismo in questo caso, noi siamo del popolo, con il popolo e per il popolo, quindi se il popolo ci chiede questo, cari ascoltatori, avrete la trasmissione sulle profezie condotta da Mimmo Magnetta e Federico Lo Sparacazzati. Sarete accontentati. Noi quello che promettiamo diciamo un tuo culo. No, a parte gli scherzi, l'abbiamo sempre fatto, noi siamo del popolo, noi lavoriamo, siamo volontari orgogliosi, se però potete fare qualcosa, perché tra un po' si aprirà la campagna del 7.30, ragazzi, di dichiarazione dei redditi, potete fare un'azione che non vi costa nulla, ci aiutate ad andare avanti, non a me e Mimmo che ci facciamo il mazzo, sottolineiamo tempo alle nostre mogli per essere qua, però quantomeno a tutti, ai registi, ai registi, ai giornalisti professionisti, al nostro direttore, alla struttura di Radio Libertà, che insomma è complessa e merita di vivere, se non per noi, per voi, cari amici a casa, perché noi siamo uno dei pochi media in Italia, sono l'unico che dà la voce a tutti, senza filtri né censure, la possibilità di pensarla come la si vuole, non come i poteri forti, le banche, l'Unione Europea, i venditori di armi e di morte vogliono. Quindi non vi costa nulla scrivere D43, D come dromedario 43 sulla vostra dichiarazione dei redditi. Non è possibile che il PD prenda 10 milioni di euro all'anno con questa misura e la Lega solo 1,5 milioni di euro. C'è qualcosa di marcio. Noi ci accontentiamo anche di pacchi viveri, se ogni tanto mandate qua l'indirizzo della radio, qualche pacco vivere, a noi non dispiace, insomma. Oppure se vi avanza qualcosa di quel poco che abbiamo, sappiamo che si fa fatica arrivare a fine mese, cari amici a casa, perché anche noi, Federico, Mimmo, Sveva, siamo persone normali, andiamo a fare la spesa, è dura andare avanti. Se vi avanza qualche copeco, qualche lillero, qualche tallero, andate sul sito di Radio Libertà, ci sono tutte le informazioni per aiutarci ad andare avanti. La vita è dura, ma abbiamo il dovere di andare avanti, e Mimmo ci perdiamo a venire qua. Ci perdiamo a livello di tempo, di famiglia, di risorse, potremmo fare ben altro, eppure siamo qua a combattere, a dare la voce a voi. È vero, qualche volta litigo con voi, mi dispiace, io ho qua la litigata che ho fatto qualche settimana fa, mi dispiace davvero tanto, io vi amo, non ci chiama più, io vi amo, dalle Alpi all'Oceano Indiano, vi amo. Per colpa tua non ci sta più chiamando, chissà se ci ascolta. Mimmo me lo sta facendo pesare da settimane. Sì, perché se si dà la parola alla gente bisogna fargliela finire la cosa. Anche se è una cosa che a te non piace, con cui non concordi, fagliela dire. È arrivato il nostro caro co-conduttore con soli 23 minuti di ritardo e ci ha detto che era a bordo della Circumvesuviana, ecco perché è così in ritardo. Quindi in diretta da Scafati, dalla stazione di Scafati Circumvesuviana, Antonio Fellone. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti, ciao Fede, ciao Mimmo. Buonasera. Grazie della Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria. Chiedo scusa, ma ho fatto tardi perché avevo un impegno, infatti non riesco neanche a collegarmi via Skype normalmente, ma solo al telefono. No, non chiamo da Scafati, non sono a Scafati, ma sono a Polignano a Mare. A Polignano, ci dovevi far venire con te. Chi te stravi? Che ci fai là? Polignano a Mare è provincia di Brescia, però attenzione. Come? Perché stai dicendo che Polignano a Mare è provincia di Bari? No, di Brescia. Comunque, un saluto. Ancora. Un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci ascoltano allora.
Ci ascoltano, ci ascoltano, ci sono un sacco di colleghi pugliesi. Gli amici lucani no, perché non ci chiamano mai. Io so che voi là in Basilicata ci ascoltate in massa, voi 600.000 abitanti che non siete altro, da Potenza e Matera, Melfi, Rionero e Maratea e Scanzano. Chiamateci, fatevi sentire. Però non nominare questi posti adesso, che io sono ovviamente a Brescia, freddo, pioggia, e quindi se tu poi nomini questi posti mi fai ti senti male. Sono posti stupendi, mamma mia. Persino i molisani ci hanno chiamato, che dicono che il Molise non esiste. C'è il mio amico Alessio che è del Molise, ci ascolta sempre dal Molise. Ecco, Alessio ci ascolta dal Molise e voi lucani non vi fate vivi. Dai ragazzi. Guarda, ne approfitto per salutare gli amici di Caserta, di Napoli, del Lazio, ma tanti mi scrivono che ci ascoltano da queste zone qui. Ovviamente tutti coloro che ci ascoltano dal nord Italia sono tantissimi, però fa anche piacere che dal sud si sintonizzano su Radio Libertà per ascoltarci. Antonio, ma il numero della diretta gliel'hai dato? Antonio, no, si vergogna Antonio. Gliel'hai dato il numero della diretta, perché possono anche chiamarci in diretta, ma questo lo deve fare Federico, il buon fede, fagli fa pure qualcosa, non è che non vuole fare nulla, qualcosa deve pur fare Federico. Ho un caro amico che è stato denunciato per diffamazione a mezzo stampa per l'espressione che vorrei dire, però è molto facile fare le cose con il sedere altrui, ecco. Sì, il caro amico è stato denunciato e pure condannato per quello. Ecco. No, ma noi ci dobbiamo suddividere i compiti, no? Mica posso fare tutto io, Fede. Certo. A Mimmo si prende le condanne, Antonio si prende i meriti e io pedalo, facciamo così, dai. Qualcosa devi tu fare. Senti, ma caro Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché attivo assistente del sottosegretario Stellari, io qualche giorno fa ti ho mandato un messaggio con una lamentela ben precisa, tu mica mi hai risposto. Cosa gli rispondiamo noi, i tuoi colleghi che vengono assaliti quotidianamente non dai detenuti ma dalla dirigenza degli istituti in cui lavorano? Che gli diciamo? Io dico sempre che la responsabilità è personale, quindi a ogni azione poi c'è una reazione. Ma ci sono anche le azioni politiche. Dobbiamo anche preoccuparci di chi dovrebbe stare dalla nostra parte, vuol dire che veramente siamo arrivati alla canna del gas. Ascolta, tu stavi impegnato a Polignano in provincia di Brescia. Noi abbiamo aperto la trasmissione parlando appunto di un sottosegretario che sta quotidianamente sui social, che ha appunto la delega alla polizia penitenziaria, e l'abbiamo invitato a interessarsi un pochino di più dei poliziotti penitenziari, no? Però tu questo evidentemente non l'hai sentito, però ripeto, ci sono, non ho sentito, però ci sono responsabili. Antonio, fammi finire. No, non ti fammi finire. Ci sono delle responsabilità politiche, ci sono delle assunzioni di responsabilità politica che chi fa politica le deve fare. Allora, se c'è una dirigenza che rema contro, non mi piace parlare di persone assenti. Assolutamente. Io parlo in generale, di un settore in generale. Certo. Io d'altronde dalla radio più che parlare non posso. Però responsabilizzare, Mimmo, perdonami, è un sottosegretario, perché c'è un dirigente o chi per lui che ha un comportamento quantomeno anomalo o irrispettoso verso un poliziotto penitenziario, vuol dire veramente. No, sono d'accordo con te, però responsabilizzare, Mimmo, perdonami, posso responsabilizzare un sottosegretario, la politica, se verso quel mondo non ci sono degli indirizzi, non ci sono delle organizzazioni, non ci sono dei progetti o altro. Però noi, per l'amore della verità, perché noi in questa radio abbiamo sempre solo detto la verità, in questo momento storico, non per senso di appartenenza, perché siamo della Lega, siamo al governo e magari qualcuno può pensare che stiamo portando l'acqua al nostro mulino. Cioè, questo governo, queste amministrazioni, questa gestione politica, fortunatamente ha dimostrato fino ad oggi una grossa attenzione verso quello Antonio, amore mio, ti voglio bene, ma tu lo ripeti a ogni trasmissione, no, mi devi fare, ma ti silenzio il microfono. Invece, però io ascolta, però noi abbiamo il ministro della giustizia, che è Nordio, abbi pazienza, noi ci troviamo in un paese in cui la polizia applica la legge
e c'è la magistratura che ne fa altro, cioè la polizia arresta e la magistratura libera. C'era un film degli anni 70 che diceva a Napoli spara e Milano non so che cosa. Noi abbiamo la polizia che arresta. Però attenzione, se il ministro dice una cosa come dici tu e la magistratura fa altro, io ti voglio ricordare che i vertici di questo governo sono indagati. Lo so. Ti voglio ricordare che l'attuale ministro alle infrastrutture e ai trasporti da pochi mesi è uscita da una situazione estremamente critica riguardando comunque processi o altro. Quindi non possiamo imputare a una parte politica situazioni che vengono create da altri. Antonio, io non sono nessuno per imputare niente a nessuno. Sono solo un povero pirla. Ascolta, io sono Antonio Ferloni, io sono solo un povero pirla che da 22 anni piglia e conduce una trasmissione del genere. Però politicamente, se permetti, la politica la faccio. Da quando avevo 14 anni, e se la politica oggi non parla e non fa quello che può e deve fare, dica e qua siamo a perdere tempo. Tu mi insegni che la politica cosa deve fare? Deve fare i fatti, Antonio, ascolta, la politica deve fare fatti, però mo ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pubblicità. Sì, ma pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. E rieccoci in diretta allo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, Federico Lo Sparacazzate, Mimmo Magnetta, il presidente, Sveva Regia e soprattutto Antonio Fellone tramite collegamento telefonico. Incalzato un po' su quello che accade, insomma, nella difesa del sottosegretario Del Mastro, che purtroppo, tra virgolette, sono lamentele che emergono dal mondo sindacale. Ci sono varie sigle che attaccano, insomma, la scarsa attenzione del sottosegretario Del Mastro al mondo. Ci tengo a fare una precisazione, però non è che io non faccio le difese di nessuno semplicemente perché ognuno è capace di difendersi da solo. A me piace parlare di dati di fatto. Se tu mi parli, sì, noi siamo un'organizzazione sindacale, siamo la seconda a livello nazionale, la prima in Lombardia, la prima in tante regioni forti, grandi, vuol dire che facciamo un ottimo lavoro. Però tu mi insegni, stando da tanto tempo nell'amministrazione penitenziaria e facendo parte anche tu del nostro corpo, sai bene che c'è l'organizzazione sindacale che fa l'organizzazione sindacale e non fa, come posso dire, non usa lo strumento sindacale per attacchi politici. Allora, se noi oggi stiamo parlando di qualche organizzazione che conosciamo benissimo, che nel quotidiano fa attacchi per che cosa? Fede, attacchi a tutela del collega o usa lo strumento sindacale per attaccare la politica e per fare politica? Ti rivolgo sta parola, questa domanda la rivolgo a una persona che conosce bene l'ambiente da tanti anni. Conosce bene queste organizzazioni sindacali, sì, che non mi va di parlare. Sì, no, per carità. Il problema è uno, quindi... Antonio, il problema è uno soltanto, che la situazione purtroppo è in caduta libera, nonostante gli sforzi per assumere personale e altro, peggiora di giorno in giorno e ci dispiace riportarlo perché i mezzi di informazione pure la riportano e chi ci lavora dentro pure la riporta, una situazione da giungla, cioè non è normale che all'interno di un carcere ci sia un clima da giungla ogni giorno dove bisogna lottare per sopravvivere, che tu ci lavori e tu sia detenuto all'interno di un carcere. Siccome il governo facilmente commissari istituzioni, enti, comuni, aziende, ti posso dire che ci si aspettava una risposta forte dal governo, visto che a livello organizzativo non funziona più niente, una risposta forte, un commissariamento, un decreto di riordino. La delusione è tanta perché in 2 anni e mezzo uno dice ma caspita, si poteva fare qualcosa, eppure è stato fatto poco o niente. Ascoltami, ma ti faccio una domanda io a te. A livello governativo, l'intervento del governo, a parte il commissariamento, ma se parliamo di commissari, è stato il primo governo che si rivede il commissario per l'edilizia penitenziaria. Detto questo, quando tu arrivi e vedi la situazione carceri, che è quella che noi denunciamo da anni, no? E la vedi, parliamo di ottobre 2022, ti trovi senza direttori, senza comandanti, senza agenti assistenti, senza poliziotti. Cosa fa un governo serio che attenziona a quel mondo?
ti faccio la domanda io a te, cosa fa? La prima cosa deve mettere mano agli organici, visto che stavamo nella merda più totale, e scusatemi il termine, considerare che andiamo incontro a un altro anno di pensioni e altro, significa veramente poi mettere in ginocchio tutto quello che è il sistema. Io non parlo per partito preso, io parlo perché a me piace parlare di numeri, perché tu sai bene che noi questa radio non l'abbiamo mai usata per strumentalizzare nulla, abbiamo sempre solo detto la verità. Che fai tu come governo? Assumi i dirigenti, assumi i poliziotti, assumi tutto quello che serve al carcere, ok? Quello fai. Vabbè, perfetto. Allora, se noi parliamo di numeri, e l'abbiamo detto un sacco di volte, tu oggi a questo governo non gli puoi imputare nulla. Se noi vogliamo parlare di scelte particolari o relative ad alcune persone, è bene che noi non abbiamo mai impostato una trasmissione attaccando Tizio che è Sempone, ma noi parliamo sempre a carattere generale di quella che è la situazione. Perfetto, quindi se noi vogliamo dire che questo governo non ha fatto nulla, e io mi sento di dire non per senso di appartenenza, ma perché guardo i numeri, non guardo altro, e sebbene in che situazione stavamo, che noi lo denunciamo da 8 anni che facciamo questa trasmissione, non sono 2 giorni. Se noi parliamo di numeri, questo governo, fortunatamente direi, e c'è ancora tanto da fare, ha dato all'amministrazione penitenziaria, al mondo carcere e alla polizia penitenziaria assunzioni di poliziotti, assunzioni di dirigenti, assunzioni di tutte le altre figure che gravitano attorno al mondo carcere. Noi alla politica in merito a questo non gli possiamo imputare nulla. Ok, quindi se noi vogliamo parlare di gestione di una tipologia di detenuti, allora parliamone, c'è da lavorare, e io sono il primo a dirlo, c'è da lavorare, però andiamo sempre a toccare poi dei canali dove, voglio ricordare, il ministro Salvini solo qualche mese fa, finalmente, fortunatamente e giustamente, è uscito fuori da una situazione estremamente grave e particolare. Sì, vabbè, ma scusa, però Antonio, bene che l'immigrazione, sappiamo bene, tu che lo sai meglio di me che sei in prima linea. Sì, Antonio, però io dico, se una persona non si sente in grado di avere un incarico pubblico perché è indagata, che lasciasse, cioè che momentaneamente lasciasse, perché ci sono 40.000 persone sotto questo signore qua. E purtroppo la cosa grave non è che le risorse mancano, perché l'impegno sulle risorse è stato fatto, è l'inefficacia del sistema, Antonio. Cioè, non si fa, è l'inerzia verso una fortissima inefficacia del sistema. Il sistema non funziona da 20-30 anni, vanno prese misure immediate. Se non lo fa questo governo, noi quando cavolo lo vediamo realizzare? Noi, Antonio, il discorso è questo. Cioè, le aspettative erano enormi. Oggi al governo c'è una determinata formazione politica. Allora, questa formazione politica fa proprio una rivoluzione di quella che necessita. Sì. Perché appunto qua ci vuole proprio una rivoluzione, dal non fare niente per 20 anni al fare tutto appena si può. Allora, sì, ora hanno gli strumenti per farlo, lo facessero. Noi d'altronde da questa radio più che sottolineare alcuni argomenti non possiamo fare. Sì, addirittura, scusate, io sto leggendo le dichiarazioni del sottosegretario Del Mastro che attacca il ministro Nordio. Della riforma mi piace solo il sorteggio. Cioè, per una volta che un ministro fa una riforma della giustizia, il sottosegretario lo critica. Cioè, scusate, il Nordio ha fatto il suo dovere e il sottosegretario invece di fare il suo si mette a criticare il ministro. Sono io embriaco o c'è qualcosa che non va, Antonio? No, allora, sì, Fede, ma noi non stiamo facendo come ti dicevo prima, a me non va di difendere nessuno, perché io credo che ognuno sia capace di difendersi da solo. Io scusatemi, ma io non sto manco tanto bene oggi. Stavo solo rispondendo Mimmo sul fatto di se ti dicevo prima la responsabilità è personale. Se noi andiamo a guardare in ogni singolo istituto possono emergere delle problematiche che poi causate da magari un dirigente, parliamo di dirigenti penitenziari, o da un comandante di reparto, o da un ispettore che fa la sorveglianza generale, o da un ufficio servizi che magari non funziona. Però noi non possiamo imputare tutto questo, quello che intendevo dire io, a una gestione politica, perché è la politica che fa le scelte, Antonio, purtroppo, è per questo che... Ho capito, Federico, però se c'è un direttore che non capisce nulla in generale, ma sono tanti.
Il problema è che si stanno moltiplicando questi casi, non è solo Monza o Pavia, ormai è un disastro quasi ovunque, ci chiamano le persone, viviamo nel mondo, questo ed è un problema soprattutto di organizzazione, non c'è un modello, non si sa dove si deve andare, cosa fare, come farlo, cioè manca proprio la base. Antonio, allora secondo te, allora, come dici tu, sui 190 carceri, 199 non mi ricordo quante ne sono, in Italia non funziona nulla. No, se ne salvano 10, se ne salveranno 10 modelli positivi, però gli altri 180 non funzionano. Ho capito, però la responsabilità a chi va imputato? Alla politica o ai dirigenti che sono pagati profumatamente, magari che non, i dirigenti di questi singoli istituti non sono capaci di fare il proprio lavoro? Antonio, io la imputerei alla politica, perché è la politica che alla fine poi si piglia tutti gli aspetti E negativi. la politica, se tu vuoi imputarla alla politica, la politica deve licenziare tutti coloro che lavorano all'interno di sedi penitenziarie. Ma magari lo facesse, io è una vita che aspetto una cosa, non diciamo un questo, però del genere. facciamo un esempio. All'Italia non funzionava, è stata commissariata. L'ANAS non funzionava, l'hanno commissariata. L'ENIT, l'Ente Nazionale Turismo, è stato commissariato per un periodo, ora funziona di nuovo. La domanda è, visto che c'è questo carrozzone che si chiama Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che dimostra dei gravi malfunzionamenti, nonostante tutte le risorse che gli vengono pompate, perché non possiamo dire che il governo non ci abbia messo le risorse ci sono e come? Eppure non si riesce a far fronte a quello che sta accadendo. È un cambiamento demografico, culturale, un'immigrazione forte, un sovraffollamento, però lo Stato dovrebbe dare una risposta, si commissariano i comuni con infiltrazioni mafiose che non chiudono il bilancio. Possibile che nessuno in via Arenula abbia avuto l'idea, se questi sono i problemi ci mettiamo un commissario e cerchiamo di dare una risposta? E lascio la risposta aperta, basta, non dico più niente. No. Sì, però tu per fare una mossa o un qualcosa, il gioco deve valere la candela, no? Perfetto, secondo me vanno individuate dove ci sono le serie di difficoltà e lì bisognerebbe intervenire. Però io dico pure un'altra cosa, Fede, non possiamo manco dire che tutto ciò che gravita attorno a noi, io parlo anche di polizia penitenziaria e marcia, io non me la sento di dire, perché comunque noi, se parliamo di polizia penitenziaria, veramente, soprattutto negli ultimi anni abbiamo fatto veramente dei passi da gigante avanti. Quindi dobbiamo anche dire che tante cose all'interno di Antonio, perdonami Antonio, ma nessuno di noi ha detto che tutto è marcio. Però io quello che dico io invece, dato che siamo il bastone del comando ce l'abbiamo noi in mano, o noi facciamo quanto più possibile oggi, o se no ce lo sogniamo. Calcola che gli italiani ormai sono stanchi, poi se dove ti giri trovi non solo il domani, ma pure il dopodomani o l'avantiere, cos'è che ci hanno sempre da dire? Stanno dando un'immagine di quello che è il paese giustizia in Italia, che è tutta particolare. Il problema è che quando Giuseppe Conte, Elly Schlein e Matteo Renzi torneranno al governo, perché o fanno finta di litigare, ma quando c'è la cadrega, la poltrona, faranno la santa alleanza per metterla in culo agli italiani, scusate il francesismo, lo faranno e non lo sappiamo a casa, poi le faranno loro queste cose. A noi questo fa male, perché siamo comunque in una radio politica, una radio che aveva una coalizione che aveva dato forti aspettative al popolo italiano e anche in vari settori, e che in tanti settori ha dato risposte e in altri purtroppo sono poche. Io questo registro, poi va bene così. Devi sempre vedere quel settore che tu dici che le risposte sono poche, in questo caso il nostro, devi vedere pure quello che c'era ad ottobre 2022, però, perché noi siamo stati sempre forse gli unici a dire la verità. Sì. Noi eravamo nella C più totale, se vogliamo dire che questo governo non sta facendo nulla o ha fatto poco, secondo me però bisogna un attimo prendere dei numeri e valutarli per bene, perché poi voglio dire, se per colpa di Antonio Fellone, che è un incapace nel fare il proprio mestiere, poi deve passare il messaggio che da altre parti non funziona perché il sistema, non perché è colpa di Antonio Fellone che è incapace. Invece secondo me oggi come oggi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, capisci Fede? Perché non puoi imputare a un intero mondo delle responsabilità perché Antonio Fellone è incapace. No,
Antonio, il problema è che quel mondo glielo fa fare l'incapace. In altri settori, se uno è incapace, viene fatto studiare, viene trasferito da altro ufficio. Ecco, solo questo dico, se è normale una cosa del genere, poi ognuno la pensi come vuole. Detto pure sul discorso a volte sai, il detenuto fa casino, non viene trasferito. Io non sono, bisogna anche fare delle considerazioni in merito. Non è che trasferendo una persona risolve il problema lo sposti. No, è vero, cioè, ma per carità. Sì, ma noi parliamo di situazioni che di Canicattì e lo mando a Pro Alboino, cito dei paesi che non hanno le carceri per evitare magari strumentalizzazioni. Canicattì Pro Alboino, che è provincia di Brescia, io non lo risolvo il problema, io lo sposto. Capisci? Il problema per questo che vanno prese decisioni straordinarie per non far riaccadere sempre i medesimi problemi. Ecco, questo secondo me questo governo è l'unico che può dare soluzioni straordinarie a problemi antichi e ultraordinari in questo senso, e a mio modesto parere, ma a parere di tantissime persone. Abbiamo anche Sebastiano Ardita, penso quello che sto dicendo, il grandissimo procuratore di Napoli Gratteri, procuratore generale presso il Tribunale di Napoli Gratteri, pensa lo stesso. Sono davvero sempre di più le figure che chiedono una misura straordinaria, qualcosa che non funziona in questo sistema purtroppo c'è ed è palese. Comunque non stiamo scoprendo l'acqua calda che qualcosa del sistema non quello funziona. è il guaio, Antonio. Se abbiamo degli istituti penitenziari che hanno più cellulari di un negozio di elettronica, Neuronix, bravo. Una domanda ce la dobbiamo fare. Vuol dire che il sistema fa acqua da tutte le parti. E su questo mi trovi pienamente d'accordo, non d'accordo, ma pienamente d'accordo. Perfetto. E bisogna intervenire lì dove il sistema fa acqua da tutte le parti. Su questo, ripeto, sono pienamente d'accordo. Però non possiamo dire, io non me la sento di dire che tutto il mondo penitenziario ma il problema è che buchi, cioè le falle si stanno allargando, sta entrando sempre più acqua. Ecco, su questo nessuno può dire il contrario. Il mondo è cambiato, abbiamo un sistema penitenziario ancora arcaico, con un modello di dirigenza sovietico. Però l'Unione Sovietica è caduta 35 anni fa, anzi 33 per esattezza, nel 92. Non si può avere sempre uno stesso modello quando il mondo è stato stravolto e è cambiato del tutto. Per questo si chiedeva una forte risposta del governo, commissariando e cambiando fortemente la struttura, perché la struttura che c'è ora non basta più. Ecco, quello è il guaio. Sì, Fede, ok, perfetto. Però se noi dobbiamo parlare di interventi che vanno verso una direzione, la direzione è quella che comunque di stare meglio un po' tutti, no? Se tu parli a livello politico e ti devo dire, sì vabbè Federico, tu hai perfettamente ragione, però ti voglio ricordare che a ottobre 2022 la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari non avevano direttore e comandante, e tu lo sai meglio di me perché tu lavori in prima linea, lo sai com'era la situazione Antonio, all'epoca. Nessuno contesta. Aspetta, però voglio finire il concetto, perché sennò sembra che io stia facendo un passaggio politico. No, io voglio solo parlare di numeri, a me la politica non mi interessa. Io voglio dire un'altra cosa: se all'epoca noi non avevamo, e lo sai, ripeto, meglio di me, comandante e direttore, e oggi se tu vai a vedere, il governo ha investito, c'è un comandante e un direttore per ogni singolo istituto, ripeto. Fortunatamente l'organico di polizia penitenziaria è ancora carente, hai voglia, semplicemente perché il turnover non è stato mai garantito fino a qualche anno fa, e ti ritrovi con una carenza di 10.000, 15.000 unità ad oggi, nonostante che in 2 anni siano stati assunti più di 10.000 persone, perché in passato tutto era morto lì. Se tu mi guardi le figure che gravitano attorno al mondo carcere, parliamo di funzionari giuridici, pedagogici, psichiatri, educatori, c'è tutto quello che gravita attorno al mondo carcere. Sono state fatte migliaia e migliaia di assunzioni e ci sono ancora concorsi in atto. Una politica che investe su un settore c'è stata, e se parliamo di numeri sono chiari e reali, non è che me li sto inventando io, capisci? Se poi, ovvio, come abbiamo sempre detto, il carcere rispecchia la realtà, il mondo esterno. Oggi, rispetto a qualche anno fa, il mondo esterno è completamente cambiato. Ti trovi con me? Sì. E non è una questione, un problema di sicurezza in meno. Quindi tutto quello che accade all'esterno, chi lavora all'interno dell'istituto sa bene che se lo ritrova all'interno. 2020, però le rivolte, quello che c'è stato attorno alle rivolte ha cambiato tutto il sistema penitenziario,
ha cambiato tutto il mondo carcere. Sì, da là è stato l'inizio del caos di ora, perché purtroppo il sistema penitenziario non si è mai più ripreso dall'epidemia di Covid, da quella cosa straordinaria che è stata superata da quasi tutti gli enti pubblici e le amministrazioni locali d'Italia, eccetto una, l'amministrazione penitenziaria. Io ti voglio dire solo una cosa: Giacinto Siciliano anni fa, in collaborazione con altre figure di sua sponte, insieme al territorio milanese che è molto fertile, a Milano Opera organizzò gli stati generali delle carceri. Insieme c'erano anche detenuti, figure di tutti i tipi che lavorano nelle carceri. Si cercò là di impostare un modello diverso di gestione delle carceri in Italia, ok? Però è stata una cosa fatta a livello locale, cioè a livello nazionale. Il ragionamento così non si può andare avanti, bisogna cambiare. È da 1989 che non si fa più. E nel 1989 il mondo era un posto meraviglioso in confronto ad oggi. Non è possibile che tutte le istituzioni vengano adattate ai cambiamenti sociali, politici, economici, e ce n'è una che invece continua ad avere i modelli vecchi e che non ce la fa più ad andare avanti come sta andando. E chi è là, purtroppo, è a responsabilità, perché se qualcuno è un dirigente di un'amministrazione o un sottosegretario con la delega, delle responsabilità ce le ha e non dica niente in merito. Cioè non è possibile che il territorio, la base, queste cose ne abbia davanti, se ne accorga anche con ottimi dirigenti, e poi a Roma invece ci sia la sordità totale, non si veda quello che accade, perché allora qua c'è qualcosa che non funziona. Se il centro non sa quello che la mano destra o sinistra o la periferia fa, c'è un problema serio. No, guarda, sai, in democrazia ognuno esprime il proprio pensiero, su questo non mi trovi d'accordo, perché vivendola io quella realtà ti posso garantire, ma a prescindere dall'appartenenza, non c'è sordità e non c'è assolutamente trascuratezza. Il problema, ripeto, secondo me è uno solo. Va risolto, ma non è di facile soluzione. Il problema è che ognuno di noi, io parlo Antonio Fellone, Federico Carbonara, Mimmo Magnetta, dovrebbe assumersi delle responsabilità, ha dei doveri, perché non ci sono solo i diritti, ci sono anche i doveri. Non possiamo dire che a livello romano c'è sordità, perché altrimenti, se ci fosse stata sordità, non andavamo a leggere e a vedere certi numeri e certe situazioni che si sono poi viste in questi anni, in questi ultimi 2 anni. Io credo che da me non lo sentirei dire, perché io da sindacalista fino all'osso io difenderò sempre il lavoratore a 360 gradi. No, non mi sentirei mai dire la soluzione è licenziare. No, la soluzione non è licenziare, perché il posto di lavoro è sacro per tutti. La soluzione secondo me è responsabilizzare, che è diverso, perché ripeto, tante figure magari hanno delle responsabilità ben retribuite, però uno, non sono capaci di fare il loro lavoro, o 2, non lo vogliono fare, e quindi su questo bisognerebbe intervenire. Però, come ti dicevo prima, tu non puoi dire che Federico Carbonara non sa fare il suo lavoro o Federico Carbonara non è buono, se Federico Carbonara non ha responsabilità, ma le responsabilità ce l'ha Antonio Fellone. Non dobbiamo cercare comunque, a prescindere, di addossare responsabilità a qualcuno per colpa di altri. Ma se non ha la politica responsabilità, chi ce l'ha? Scusami, Ho Antonio. capito, Federico, ma se la politica ti risponde, la politica cosa deve fare? La politica deve cambiare. Se si faceva una volta negli anni '80 sta cosa, deve farlo di nuovo. Scusami, se l'hanno fatto negli anni '80. La politica è tenuta ad investire. Ti trovi con me? Sì. Perfetto. Allora, a un sottosegretario mica gli puoi chiedere, a un ministro mica gli puoi chiedere di fare il direttore del carcere. No, però se il sistema non funziona, il sottosegretario cosa deve fare? Il sottosegretario deve individuare le figure per gestire quel settore. Ok? Allora, se noi con questo governo è arrivato un nuovo capo del dipartimento, quello che ha fatto questo governo, non ha individuato il nuovo capo del dipartimento. Poi sappiamo bene come è andato a finire. Purtroppo ad oggi noi, in attesa di nuove nomine, altro, l'amministrazione penitenziaria non ha un capo, ha il vice capo, che certamente è una persona in gamba, è capace, ma è comunque ad oggi il vice capo dipartimento, ma non ha un capo dipartimento, perché il capo dipartimento è dimissionario, lo sappiamo tutti. Quindi la politica, più di individuare i responsabili o di cambiare, no? Come ha fatto, però come ti dicevo prima, se sbaglia Fellone la colpa non è di Carbonara.
Lo so, però perché se magari ci sono Carbonara delle... si è dato da fare per cercare di si è fidato di Fellone, dice da metto Fellone perché è in gamba, è bravo, oppure gli do una mano assumendo persone per aiutare Fellone, ma se il Fellone è un incapace, è un deficiente, la colpa non è di Carbonara. Però non possiamo ridurre la e cosa, non possiamo centralizzare il problema, perché però purtroppo è un'amministrazione centralizzata, non è a livello federale o locale come le regioni, le province o la sanità. Purtroppo, per fortuna, la gestione delle carceri nel paese risponde all'amministrazione centrale che è a Roma. Ecco perché si chiede un forte cambiamento. Deve dare degli input, Fede. No, poi torno a fare leghista padano, allora devo dire Roma ladrona, basta, palude romana, ci avete preso per il culo, vi rubate i soldi del nord e fate schifo, lo dico, però no, io sono qua per cercare soluzioni, invece di dire Roma ladrone e altro, cerco di dire c'è un modo di cambiare che questo sistema tanto bene non va, punto di domanda. Se posso dire una cosa io, allora ultimamente certa politica sta pigliando e tirando fuori la cosa che questo governo, più che prendere e inventarsi nuovi reati, fare nuove leggi, non fa. Cioè praticamente il governo attuale criminalizza anche quello che non esiste anzi che già c'è come reato. Il problema è questo, che con questa scusa qua, col fatto appunto che stanno continuando ad attaccare il governo, che è capace solo di inventarsi nuovi reati, nuove pene, prende e sviano quella che è l'attenzione da quella che è una problematica. Io spesse volte da questa radio, da questa trasmissione, ho ricordato nel periodo in cui Gianni Alemanno era ministro dell'agricoltura. Gianni Alemanno era il ministro dell'agricoltura di un ministero dove c'era tutta gente che apparteneva alla Democrazia Cristiana, al Partito Comunista. C'era l'ossatura, lo scheletro burocratico del Ministero dell'Agricoltura era formato da quella gente. Ogni cosa che Alemanno diceva, questi la boicottavano. Allora, noi viviamo in un paese in cui, ahimè, la cultura, la stampa, i media ce l'hanno ancora in mano molto, molto fortemente, ancora sì. E sembra Fratelli d'Italia gli ha anche raddoppiato i mezzi economici, peraltro, per fare questo, però chiudiamo la parentesi polemica. Praticamente, appunto, questi stanno dicendo che questo governo attuale, al di là di tutti quelli che sono i risultati di cui di volta in volta tu elenchi che questo governo ha fatto, e in effetti così è stato, perché appunto il vostro mondo, il mondo in cui voi lavorate, non è mai stato filato di pezza per 20 anni dai governi precedenti. Però ormai si sta riducendo tutta una barzelletta che il governo attuale, invece di fare i fatti, fa solamente demagogia inventandosi nuovi reati. Ecco, quella è una cosa che la politica che governa il nostro paese adesso può prendere e deve contrastare. Hai capito? Cioè, io non è che vengo a dire nuovi reati, Mimmo. Allora, se ti ricordi bene, noi settimana scorsa abbiamo sviscerato dei numeri, no? Sì, come no. Ai nuovi reati. Da 9.000 che erano i detenuti che potevano uscire oggi sono diventati 19.000. No, però ok, perfetto. Però noi l'abbiamo detto la settimana scorsa, non lo stiamo dicendo adesso. Se tu vai a vedere pure i numeri relativi ai reati, ti trovi con reati che si sono triplicati, quadruplicati. Ne parlavamo la settimana scorsa, no? In merito al discorso di come mai che poi sempre quella parte politica dice che per colpa del decreto Caivano sono triplicati i numeri dei detenuti per minori, e i detenuti minori negli istituti dello Stivale. Perfetto, è vero, i numeri sono raddoppiati, però perché non andiamo a guardare i dati ufficiali della prefettura o del Ministero degli Interni, dove si dice che si sono pure quadruplicati i reati? E la stessa cosa vale anche per quello degli adulti, Mimmo. Non possiamo dire che ci sono tanti detenuti in più, dobbiamo semplicemente dire, come dicevamo prima con Federico, perché la situazione pure a livello sociale è totalmente cambiata in Italia. È peggiorata, decisamente peggiorata, sì. Ecco. Appunto, e quindi se aumentano i reati è ovvio che aumentano i detenuti, perché non possiamo dire che se il detenuto va a fare una rapina non l'arrestiamo perché non c'è posto in carcere, o se un detenuto o se una persona ammazza un'altra persona non l'arrestiamo perché altrimenti aumenta il numero dei detenuti. Evidentemente, numeri certi alla mano, i reati si sono, lo dicevamo settimana scorsa, ma ripeto, sono numeri del Ministero degli Interni, non lo dice Fellone, i reati si sono triplicati, quadruplicati, c'è veramente un qualcosa di allucinante. Quindi questa politica, invece di stare lì a guardare che sono in aumento il numero di detenuti,
andasse a capire perché sono in aumento il numero dei detenuti. Un motivo c'è, perché c'è un problema sociale. Sì, il problema sociale è che in passato qualcuno voleva intervenire. Federico prima l'ha detto. Allora, dato che certi numeri vengono elencati quotidianamente da certa stampa, allora questo governo invece di aumentare i fondi a certa stampa glieli togliesse, insomma, e quello lo può fare, anche perché d'altronde la gente ha bisogno di pane, di latte, di pasta, e invece di dare i soldi ai soliti mangiapane a tradimento, ai soliti pennivendoli o giornalisti del cacchio, li desse al popolo. Hai capito? Allora certi provvedimenti che aumentano i soldi a certi media non si devono dare. Poi ci sembra Fratelli d'Italia dietro, va a capire perché. Scusate, mi dispiace, quello il governo lo può fare, quello la Lega lo può fare, perché quando la Lega ha voluto 6 impuntate, certe leggi non sono passate, nonostante ci fosse stato Tajani o chi per esso che appunto pretendeva certe cose. Allora la Lega, se vuole, certe cose le può fare, e beh le facesse, solo perché d'altronde se non le fa ora che ha il governo, e quando le fa dopo, capito? Cioè, io ripeto che con questo non voglio dare la colpa di quello che succede. Non leggiamo i WhatsApp che ci hanno inviato, perché c'ho i WhatsApp pieno. Evidentemente un problema c'è se gli ascoltatori intervengono pure. Senta, d'altronde tu hai a che fare con una persona che, oltre ad avere una storia particolare, comunque sia quotidianamente ha a che fare con lavoratori del settore autonomo, con lavoratori impiegati, e c'ha a che fare appunto anche con tutto il popolo delle forze dell'ordine. Io tante cose le sento appunto perché quotidianamente me le propongono. Evidentemente le senti tu, Mimmo, ma qualcuno non ci vuole sentire. Non lo so. Ma io non per niente sto in questa radio e sto a ricordarle queste cose qua. Non per niente appunto mi sono preso un sacco di scassamenti di cosiddetti, proprio perché d'altronde io questo lo faccio per passione. E con passione, e quando devo segnalare qualcosa la faccio. Con questo siamo in chiusura, scusate perché abbiamo sforato il titolo. È stata una discussione molto appassionante oggi e speriamo che questa discussione arrivi fin dove deve arrivare, nel più alto dei cieli, fratelli. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie ad Antonio Fellone. Antonio, fai la chiusura. A voi, ragazzi, grazie sempre a Radio Libertà, grazie a te Mimmo, grazie a te Federico, e ci vediamo settimana prossima. L'abbiamo fatto incazzare talmente tanto che hai guarito anche il mal di gola. Grazie a Sveva e Regia, grazie a Mimmo, restate sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti, ciao. Avete ascoltato Spazio Più.